Libero nasce in su contesto de Sarda Tolkien Sardegna, come te viene Ivan, essa comunità de Sarda pro si studia e divulgazione delle opere di Tolkien in Sisula, che ha fondato Deo in pare con Sorremia ed una visita de Castello, battoranno Saccomo. Con Sarda teniamo su a coro, su de dare valore a sa lingua nostra, a sa cultura, e quando facciamo eventi de persone proprio, su sardo non vi manca mai, e noi vediamo su chi a sa gente questa cosa li piace, e bene di cagare di intendere un autore che Tolkien, un autore de classico, un scrittore del suo secolo, che ha marcato proprio sa letteratura de su Noigentu, con un genere che è epico, ma che è pure medatteru, che è un libro che tratta di filosofia, del tema di morale forte e che trunca da questa tradizione letteraria di Noigentu, tornando a regina della letteratura europea, e questa cosa la gente l'aggrada dall'intendere in lingua sua. Però come noi si con Sarda condividiamo su una pagina Facebook e un sito come che è tutto bilingue, però quando abbiamo solo una pagina tutto non era iena che vede una cosa bella su tenere un post in due lingue, ma chi su sardo non lo comprendiano, e dunque noi non dolia da questa cosa che Tolkien è uno dei suoi autori più traduiti in su mondo. Su Hobbit è stato portato in 80 lingue e fino a lingue di minoria, che è asturiano, su gallego, che sono due lingue della famiglia romanza che su saldo, sono due lingue di minoria che su saldo, e noi non dolia da appunto che la gente proprio non comprendeva da su saldo la lingua della gente soro, e tanto abbiamo pensato bene, vi l'impariamo su, e così abbiamo creato uno canto post, uno per cada lettera dell'alfabeto, facendo a mano su disegno e si prende da chi in chida, che a questo posto fiana in una rubrica che è in sardo e che faremo su cada sabato. Questa rubrica fiada sull'alfabeto del suo Hobbit, proprio l'imparare. Su Hobbit sono i personaggi che in sa opera di Tolkien sono più acculti delle persone di oggi in dia, dunque sono i che nos accompagnano in su mondo della leggenda de sepica, e dunque è parte proprio naturale cominciare a imparare una lingua, la lingua della gente solo, tornare alla terra mesania con suo socio, de suo babbo, de sua mamma si solo, de suo zaio, intendere questo personaggio, fai dende con sa lingua della terra solo, pro lo tenere più acculto, pro lo fare diventare una cosa de domo. Abbiamo deciso di cominciare da un glossario a postisi dei studios accademicos, cadeoso, dottora in mediazione linguistica e culturale e sorremia in bene culturale, abbiamo studiato che una lingua si impara a mezzo su quando si legge o si vede qualche cosa che nos aggrada e casi su che vedo e te vaghe associata. E dunque per questo le immagini che abbiamo disegnato, le abbiamo disegnate a mano, poi si scannerizzate e colorate con su computer, che io sono amantiosa di digital painting, di pittura digitali. Queste immagini tornano all'immaginario creato da Peter Jackson in suo cinema, che come in dia pure sul libero, sono i meta connoto, la gente conosce dei più su cinema, e dunque si associa a questo più l'estro. E dunque quando noi pensiamo a un Gandalf o a un Frodo Baggins, noi immaginiamo la cara dei suoi attori, di Serial McKellen, di Elijah Wood e Gazi, e dunque questa è una cosa che si sta studiata, però sul libro pone uno pago a comune tutto su questo immaginario della terra mesania de Senore Saneddoso, e su chi in suo cinema sanno beste, su chi torna a sul libro che è su Silmarillion, questo, che è la mitologia, narramo su storia antica della terra mesania, noi siamo ispirati a un paesaggio sardoso.
No, e dunque queria narrare che tutto questo post che nasce da una necessità puro, la necessità di tenere un autore amato e traduito in tutto il mondo, che in tutta la comunità se ne faeddano nella regione, nella lingua soro, in sa lingua nostra, ma non pezzi pro lo tenere, che è una cosa, sì, beste pure in sardo, una cosa di vivere, devi brullare impare, devi fare dare impare, devi fare so gioco so dei mesi, tutto si impare, dunque se stai nascito da una necessità ed è tutto questo post abbiamo creato su libero.